Di qualcosa ai tuoi fan? Ciao miei fan! Ciao a tutti, benvenuti in questo video un po' diverso dal solito. Cosa ci faremo qui in una stanza, vi starete domandando? Perché di solito siamo... dove siamo? Open air. Open... Open air. Di solito siamo nei boschi o nelle montagne, no? Quindi cosa ci stiamo facendo qui? E non è una presentazione, questa non è una presentazione. Questo potrebbe diventare il primo video di una rubrica che, se vi piace, potrebbe anche essere una rubrica settimanale. Cosa dici? Anche se ci piace, non Anche sappiamo se ci ancora, piace. non sappiamo ancora cosa ne verrà fuori. Sperimentiamo e oggi vorremmo che fosse qualcosa di randomico, cioè che cerchiamo di sviscerare degli argomenti anche molto diversi gli uni dagli altri. Per incominciare abbiamo pensato a qualcosa di molto particolare e... La mandorla. Oggi vogliamo parlarvi della mandorla. Perché? Perché a noi piacciono le storie, ci piace raccontarle in qualche modo. E ci piacciono le mandorle. E ci piacciono le mandorle, quindi perché non parlare delle mandorle? Parliamo delle mandorle. Tipo, che differenza c'è tra una mandorla e una rosa? Che differenza c'è tra una mandorla e una rosa, Nicolas? Beh, esattamente, direi che c'è la stessa identica differenza che c'è tra una mandorla e un'albicocca. Oppure tra una mandorla e una pesca, oppure tra una mandorla e una prugna. L'unica cosa che hanno in comune è il loro antenato, infatti appartengono tutte alla famiglia delle rosacee. Nella famiglia delle rosacee c'è la specie Prunus, questo è un Prunus armeniaca o armeniaca, non lo sapremo mai. Questo perché si pensa che arrivi dall'Armenia, l'albicocca. Mentre questa, una comune pesca, è un Prunus. Ma quella è una nettarina intanto. Vabbè, quelle coi peli sono uguali, però hanno i peli e si chiamano Prunus persica perché venivano dalla Persia. In dialetto veneto, Perseghi. perseghi. Sono i frutti del persegaro. E albicocche in dialetto veneto sono gli armein. Giusto? Armelline. Giusto? Armelline. La prugna o susina è invece il frutto del Prunus domestica. Ed è molto buona. È molto buona. Dato che noi siamo degli amanti della frutta e delle susine, Direi voraci divoratori di Prunus vari. abbiamo procurato qui per voi, direttamente dal cesto della frutta, un seme di prugna e un seme di albicocca. Se vi state chiedendo invece come è fatta una mandorla vera, cioè... vera, cioè direttamente dall'albero del mandorlo, Esatto. questa è secca, però è questa. La mandorla è detta no, questa è una Prunus communis. No, quello è il seme di un Prunus communis. La mandorla è il seme di un Prunus communis. E non è un frutto. E non è un frutto, perché questo il frutto, cioè questo che vedete che è tutto attorno, secco, è il frutto. Invece la mandorla è il seme che si trova dentro il frutto. Ci sono diversi tipologie di mandorle che sono dulcis, amare e fragilis. Il Prunus communis, che produce la varietà amara, fa appunto le mandorle amare. Vengono utilizzate come aromi, miscelate insieme alle mandorle dolci per la produzione di dolci, amaretti, liquori e contengono al loro interno l'amigdalina, quella sostanza che se ingerita in grosse quantità può portare alla morte. Quindi fanno bene ma poche. Le mandorle della varietà dulcis, come quella, sono ottime da mangiare. Le mandorle sono originarie dell'Asia, quindi Russia, Cina, Giappone. Si sono poi diffuse in Egitto e in Grecia. I romani la chiamavano Nux greca ed era considerato un rimedio contro l'ubriachezza, tant'è vero che Plutarco, che era uno scrittore, filosofo, sacerdote... Era greco o romano? era greco ma ha ottenuto la cittadinanza romana perché era un gran furbone. Narra di questo medico che andava ospite dall'imperatore Tiberio e sfidava tutti i commensali a bere vino. A bere più di lui. Più di lui. Perché era un imbriaco. E tutti lo consideravano una cosa Un fenomeno. strana, un fenomeno. Un sborone. Finché un giorno lo trovarono mangiare delle mandorle prima del pasto. Quindi disse, sì, se non mi mangio se la non mi mandorla... mangio la mandorla, il vino mi dà la testa, E proprio me copa, come e me copa. tutti. Plutarco ci ha fatto ad arrivare al mito principale che riguarda l'albero del mandorlo. La storia ci porta indietro, ma talmente indietro, fino alla guerra di Troia, avvenuta
Tanti anni fa. Tanti. Allora c'era questo guerriero di nome Acamante, che era figlio di Fedra, la figlia del re Minosse, re di Creta, e di Teseo, il 10º, famosissimo, che io non conoscevo, re di Atene. Questo Acamante stava andando verso Troia e fece tappa In Tracia. in Tracia. Dove c'è la Tracia? Ecco, dov'è la Tracia? È circa di là, un po', cioè se qui c'è... qua. Se qui c'è Milano, Hai presente la rotonda? Dritto di là, arrivi in Tracia. arrivi in Tracia, si fermò in Tracia e qui, bam, colpo di fulmine. Conobbe Fillide. I due si innamorano, si piacciono tanto, però deve tornare in guerra, quindi saluta la sua Fillide. E lui aveva le sue cose da fare, cioè, Sì, lui era ma c'era. Don Giovanni, doveva andare, lui voleva andare. Doveva andare in Aspettami che tanto dopo torno. Perché sta facendo questa cosa la tua macchinetta? Cosa sta facendo? Non vedi che si muove così? Che cazzo stai dicendo? Prima si muoveva, ti giuro. La videocamera si muoveva? Sì. Quindi Acamante riparte per la guerra e lascia la sua Fillide in Tracia. E questa lo aspetta, va nel porto tutte le mattine a aspettare la nave di Acamante che torna vittorioso dalla Un guerra. po' come Penelope, no? Che aspettava Ulisse. Cioè c'è questa cosa, no? Nel Omero che le trattava un po' tutte così le donne, no? Sì, Cioè, loro tipo, aspettano così esatto, che arrivi. filano, no? E lavano i panni e aspettano che tanto l'uomo va a Aspettano. farsi gli affari suoi, va in giro a combattere. Ma questo Acamante non arriva, allora passano 10 anni e a un certo punto lei muore di crepacuore. Tu mi aspetteresti per 10 anni? Cioè, vai in guerra? Cioè, se ci sentiamo su WhatsApp può anche essere, ma se prendi, parti, vai via, cioè, neanche tu mi aspetteresti per 10 anni. Beh, muore di crepacuore. Succede che la dea Atena, impietosita da questa faccenda, trasforma Fillide in un bellissimo mandorlo. Dopo poco però... Tipo 2 giorni dopo, cosa succede? Che Acamante ritorna, cioè sente che Filide è morta e lui si rifà vivo, ma come? Insomma, torna, trova al posto della ragazza, trova sto mandorlo e che fa? La abbraccia, cioè abbraccia l'albero e in quel momento l'albero fiorisce. Da qui il paragone con i fiori di mandorla, che sono bellissimi, piccoli, bianchi, e sono tra i primi fiori a sbocciare a marzo, ma sono anche i più fragili, i più delicati, infatti sono molto sensibili agli sbalzi termici e un colpo di freddo può ucciderli, e sono proprio come Filide, fragili e delicati. Però sono anche simbolo di speranza, perché questa Fillide che andava a aspettare il suo amato per anni e anni al porto, con la speranza nel cuore che un giorno potesse arrivare, ha dato loro questo. E sapete perché gli orientali hanno gli occhi a mandorla? Io non lo so. Perché i loro antenati venivano dalla Siberia, no? E per proteggersi dal freddo e dalla luce del sole che rifletteva la neve bianca, avevano gli occhi sempre socchiusi, no? E quindi nel corso dei secoli e modifiche genetiche varie... E così tra greci, siberiani, cinesi, giapponesi, siciliani che fanno... La granita? Passando per Tiberio, Plutarco e arrivando fino al nostro giardino, al nostro albero di mandorle. È sporcato ovunque, Maggie. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, è il nostro primo video di questo genere. Fateci sapere cosa ne pensate, se vi andrebbe di vederne altri. E se volete sapere da dove arriva questa mandorla, andatevi a recuperare il video di Arqua Petrarca, perché arriva da lì. Ora noi andremo a piantare i nostri semini di Prunus domestica e armeniaca. e voi nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete e seguiteci sui nostri social, vi lasciamo tutto in descrizione. E mangiate tante pesche che fanno bene. Ma non troppe mandorle.